Pronti? 1, 2, 3. Considerato valido il primo segnale con la velocità da parte di Tessitore Jet, il quale scende alla corda nei confronti di Tank Gill SM. In terza posizione subito Val Gardena Jet a precedere il resto della compagnia. È partito molto male Tomos Daghi, il quale dovrà rendere molto più dei 20 metri iniziali. 15,9 per i primi 200 metri di corsa da parte del battistrada Tessitore Jet, il quale viene al primo passaggio davanti alle tribune in vantaggio nei confronti di Tank Gill SM, poi Val Gardena Jet, ancora Zagaran Bigi, Sissi Mamma. Il completamento del primo quarto di gara in 31,8, si viaggia sul piede dell'1,19,5, ritmo molto tranquillo, quello imposto da Antonio Di Nardo, in salchi all'allievo di Giovanni D'Alessandro. Passa la curva di destra ancora in totale controllo, la mossa esterna è quella da parte di Rugiada SMS che si trascina Uragano Nero, ma sono ancora ben distanti dai primi. Rugiada raggiunge ora la quinta posizione affiancando Sissi Mamma. 48,6 per i primi 600 metri, il primo giro va a completarsi con Tessitore Jet che ha fatto addirittura 1,4. Ritmo lentissimo quello imposto da Antonio Di Nardo, che cerca di riservare tutte le energie possibili per la volata finale. Tank Gill SM che lo segue, Val Gardena Jet che resta alla corda in terza posizione coperta da Rugiada SMS, poi Uragano Nero e Taiga Jet che risalgono all'esterno. I penalizzati sono gli unici nel treno all'esterno, gli altri sono tutti alla corda. Tessitore Jet sempre in vantaggio in controllo, Antonio Di Nardo che non accenna ad aumentare il ritmo. Paletto in 15 davanti alle tribune, in vantaggio Tessitore Jet nei confronti di Tank Gill SM, Rugiada SMS impegnata al largo, poi Uragano Nero prova a mettersi in mezzo alla pista, Taiga Jet almeno vorrebbe farlo ma ora allunga deciso Antonio Di Nardo, fa un altro paletto in 15,1 e allunga ancora nei confronti di Tank Gill SM che è richiesto per stargli dietro, poi Val Gardena Jet chiusa lungo i birilli, la mossa da parte di Taiga Jet per andare ad aggirare Uragano Nero, il quale a sua volta sposta nei confronti di Rugiada SMS, si mette in terza ruota, però Tessitore adesso sta scappando, 14,2 la dritta opposta alle tribune, completa il miglio in 2,3,9 e ha preso 3 lunghezze di vantaggio nei confronti di Tank Gill SM. Uragano Nero appeso in mezzo alla pista, lì in mezzo c'è sempre ancora Taiga Jet, poi Val Gardena che non sa dove andare, all'ingresso dell'addirittura d'arrivo Tessitore Jet in vantaggio nei confronti di Val Gardena che sprinta in open stretch su Tank Gill SM, Tessitore che è in vantaggio, ha preso vantaggio definitivo Tessitore Jet che vince nei confronti di Val Gardena Jet per il terzo Tank Gill SM. 1,17,3 il ragguaglio, 30 a chiudere il successo di Tessitore Jet, chilometro soporifero e a lungo finale, vittoria netta per Antonio Di Nardo, il training di Giovanni D'Alessandro, i colori di Ciro Ciccarelli, la vittoria nei confronti di Val Gardena Jet, buona per la prossima perché ha deciso di non anticipare il treno esterno Alessandro Gocciadoro, ha corso solo la retta arrivo e fa seconda in open stretch per il terzo Tank Gill SM per una trio di posizione che recita 5-6-3.